Presidente, qual è l'importanza di questa giornata? Si celebra la realizzazione di un sogno, una signora che realizza questo sogno, la promozione del binomio prodotto-territorio e la valorizzazione di un territorio che è unico in questa zona dell'Alpago. Direi che Malga Hillary, che si propone che è una malga dei prodotti tipici, dell'inclusività e dell'accessibilità, è veramente un modello che verrà replicato. Dal palco però gli interventi, a cominciare da quello del sindaco, hanno spostato l'attenzione su un altro tema molto sentito in Alpago, quello delle predazioni da parte dei lupi. Abbiamo avuto 700 predazioni di pecore negli ultimi 4 anni nel territorio della conca dell'Alpago. Per noi è stato un flagello. Siccome è una questione di Stato e le direttive le prendono l'Europa, secondo me bisogna tornare a questa questione. Sappiamo che i lupi sono 3.500 in Italia, bisogna andare verso una gestione, perché la Francia, che conosce bene la sua storia, dicevo prima, la storia diacronica, conosce bene la storia di Gévaudan, quando il lupo ibridato aveva ammazzato 150 persone. È per quello che la Francia, che ha 2/3 in più del territorio italiano, ha solo 520 lupi. Invocata l'Europa, cui compete affrontare il problema e che grazie proprio ad un veneto si porrà la questione la prossima settimana. Martedì viene portato in Commissione europea proprio il problema dei grandi predatori, ovvero gli orsi e il lupo, e quindi è un qualcosa che interessa soprattutto le nostre montagne, le nostre prealpi e le Alpi diciamo venete, proprio perché il problema del lupo esiste anche il problema dell'orso, certamente non in maniera così quantificata come ha la Croazia, che ha già messo in programma circa 750 abbattimenti di orsi, ma il problema del lupo sui nostri territori sta creando delle grosse difficoltà. E questa è una partita tutta europea e si spera che l'Europa trovi una soluzione, visto e considerato che questa partita è una partita che tocca da vicino soprattutto queste zone, le zone della montagna non solo dell'Alpago, non solo della provincia di Belluno, ma di tutta la montagna veneta. Parlo di Asiago, parlo della Lessinia. Regione e Stato non hanno ruolo? No, assolutamente no, nel senso che noi non abbiamo nessun ruolo rispetto a questo.